Buona giornata a tutti da Renato Scanu su Media Sport TV. Siamo come di consueto all'approfondimento odierno dedicato alla squadra e campioncini dell'Antioquense guidati magistralmente da mister Simone Soggiu, che ancora una volta si è distinto in qualità di grande educatore ed istruttore, portando al successo i suoi ragazzi nella categoria esordienti nella giornata finale della fase provinciale, vincendo sul campo con grande fair play le 3 partite disputate allo stadio comunale di Sant'Antioco, rispettivamente contro Villamassargia, Antas, Iglesias e Carloforte, ottenendo di fatto l'accesso alla fase finale regionale che si svolgerà domenica 19 maggio nel centro sportivo di Sarrodia ad Oristano. Giovanili, un buon istruttore deve innanzitutto saper valutare sempre all'inizio della stagione i bambini a disposizione, quello che sanno fare, quello in cui sono contenti e le loro personalità. Dopodiché si passa a stabilire il programma annuale atto a migliorare sia singolarmente ogni bambino, sia a migliorare e in certi casi ad iniziare, in altri ancora a sviluppare il gioco di squadra. Ci tengo a ricordare che dopo il percorso fatto nei pulcini e quindi arrivati alla categoria esordienti, i bambini devono aver chiaro cosa voglia dire giocare con i compagni. Questo è l'obiettivo fondamentale per tale categoria. Così, dovete continuare così. Però lo dobbiamo fare lo sforzo. Io ci credo, perché vi conosco e so che vale tantissimo. Siate convinti anche voi di questo, perché dovete essere convinti che ce la possiamo fare. Andate a 1000 come adesso. Sono fiero di voi, ve lo dico già da adesso. A me va bene già così, però ce la possiamo fare questa volta. Grinta, Matti, grinta voglio vedere, ancora di più, non mi basta. Ne voglio ancora. Siamo qui, aspettiamo. Cari amici, dopo aver ammirato alcune delle immagini nella giornata sportiva di ieri, voglio essere chiaro e mettere in evidenza alcuni aspetti. Ai tempi d'oggi essere un allenatore dei pulcini non è assolutamente facile. Diciamo la verità, forse è più complicato allenare un gruppo di bambini che un gruppo di adulti. Un buon mister, infatti, in questa categoria deve dimostrare di essere buon educatore, psicologo e programmatore. Educatore perché ai bambini vanno insegnate quelle piccole grandi regole sia dentro che fuori dal campo, per esempio il rispetto verso i compagni, gli avversari e anche gli attrezzi per l'allenamento. Psicologo perché ogni bambino in fase evolutiva è alla sua personalità molto estremizzata, quindi bisogna cercare di capire e coinvolgere nel gruppo tutti i bambini della squadra. Programmatore, questa parte è quella fondamentale non solo per i pulcini ma per tutte le categorie. Bisogna saper gestire una squadra per un anno, capire le attività di base e le esercitazioni da proporre e stilare con la società per degli obiettivi da raggiungere. Mi fido, 56, 60 bambini più tutto quello che c'era dentro un campo di calcio, a giocare a calcio, a fare quello che ci piace fare più di ogni cosa. E allora ci avete regalato dei momenti bellissimi e vi ringraziamo per questo. Quindi fatevi un applauso e vi facciamo un applauso perché siete voi protagonisti, vi avete fatto divertire. Amici sportivi, ogni bambino bravo o meno bravo che sia ha il diritto di giocare con i suoi compagni e divertirsi con loro.
Se si perde la partita, questo non deve essere assolutamente un problema. Meglio perdere e saper che tutti hanno giocato e si sono divertiti insieme, che vincere e lasciare qualcuno scontento con le lacrime agli occhi per non aver giocato. Infine tengo a sottolineare che i mister sono in campo per educare ed insegnare lo sport e il fair play, quindi saper dare l'esempio su tutte le regole stabilite inizialmente, evitare soprattutto di dire brutte parole o atteggiamenti estremamente plateali se si era vietato di dire o fare, oppure semplicemente trattare male oggetti o strumenti della disciplina se si era detto ai bambini di rispettarli. Ricordiamoci che un bambino su 100.000 arriva a giocare in Serie A, quindi si ha il dovere di insegnare calcio, ma soprattutto di educare bene gli altri 99.999. Al termine di questo approfondimento rinnovo a nome mio e della redazione sportiva di Media Sport TV i complimenti a mister Simone Sogiu e a tutti i campioncini della società sportiva Antioquense Football Club, che in una bellissima serata di sport hanno regalato, insieme alle altre 3 squadre partecipanti, grandissime emozioni sportive in fondo al cuore. Grazie a tutti per la cortese attenzione, da Renato Scano a tutti voi la più cordiale. Buona giornata.